È polemica in Consiglio regionale, dove oggi è stata approvata la proposta di legge statale per vietare l'intitolazione di vie e piazze ai responsabili di crimini di guerra. Fratelli d'Italia non ha votato un emendamento che estende il divieto agli esponenti del partito fascista, scatenando la dura reazione delle opposizioni. Ho presentato un emendamento in qualità di correlatrice in cui chiedevo che il divieto di intitolazione di vie, strade, piazze e di luoghi pubblici a un criminale come Tito fosse esteso anche a tutti gli esponenti che hanno partecipato, aderito e sostenuto il partito fascista e la Repubblica Sociale Italiana. Il fatto politico è che tutti i 5 consiglieri di Fratelli d'Italia non hanno votato a favore di questo emendamento, dimostrando un'ambiguità di fondo nel gruppo consigliare di Fratelli d'Italia rispetto al giudizio della storia attorno al ventennio fascista, che lascia davvero senza parole. Parla di un fatto molto grave la consigliera regionale del PD Vanessa Camani, una macchia nera su una regione che mai ha tentennato sulla sua matrice antifascista. La polemica nasce durante la discussione a Palazzo Ferrofini sulla proposta di legge statale per vietare la dedicazione di strade, piazze e monumenti a personalità riconosciute responsabili di crimini di guerra o contro l'umanità, come il maresciallo Tito. Un'iniziativa promossa dalla maggioranza leghista e fatta propria anche dall'opposizione per costruire una memoria collettiva e condivisa che riconosca il giudizio della storia.